come può succedere in una cittadina tranquilla come Vittorio Veneto, che alle 9:30 di mattina 4 uomini passamontagna vogliono entrare a casa mia, che la porta della mia abitazione è a 5 metri dalla strada principale, ci rende tutti sconvolti. Cozzuolo di Vittorio Veneto, via Adamello. 4 uomini incappucciati tentano di entrare in questa bifamiliare, prima forzando un balcone, poi cercando di sfondare la porta alle 9:30 del mattino, mentre la piccola di casa, una bambina di 10 anni, è ancora a letto. La mamma ci racconta l'accaduto. Lei e il marito sono al lavoro, i 2 figli più grandi sono usciti. La ragazzina, approfittando delle vacanze, resta a letto. I nonni abitano nella stessa casa, la porta accanto, e la aspettano per la colazione. La bambina sente i colpi forti alla porta ed ha la prontezza di non andare a vedere, ma scrive allarmata un messaggio alla nonna chiedendo aiuto. La donna si affaccia e li vede. In 4 stanno armeggiando davanti alla porta, urla e poi chiama i carabinieri. I ladri intanto scappano dileguandosi tra le vigne. Forse, ma è un'ipotesi, prima di tentare il colpo avevano anche narcotizzato i cani. Non hanno abbaiato come fanno quando passano i ciclisti e abbaiano, in quel momento non hanno abbaiato. È la quinta volta che in questo borgo fanno eruzione e sono anche entrati. Lo shock è tanto, non è la prima volta che in questo quartiere si vedono i ladri, ma in pieno giorno, in maniera così spregiudicata, fa davvero paura. Chiudo taverna, chiudo il cancello dove vado dentro con la macchina perché veramente ho paura.